Il calcio è strano. Ad inizio campionato ti saresti potuto aspettare le posizioni invertite, eppure il dio del pallone crea alchimie uniche e rende 11 buoni giocatori un'unica grande squadra. La forza deriva dall'unità. E pluribus unum. Serie D Girone, Ligorna Sestri Levante. Benvenuti. Sestri subito pericoloso, cross per Acquaro, la palla si impenna e colpisce l'incrocio restando in campo, il Ligorna si salva. Al 40° la possibile svolta, Brizzi e Naclerio si strattonano e Brizzi a detta dell'arbitro lo colpisce. Risultato, cartellino rosso e Ligorna in 10 per 50 minuti. Rivediamo per quanto possibile il gesto punito con l'espulsione. A voi la sentenza. 3 minuti dopo, Dotto lancia Mobilio che stoppa bene ma lo shoot è alle stelle. Si rientra in campo e dopo 3 minuti ci prova Valenti, ma devia a lato. Al 57° Pane sulla destra, il suo cross si tramuta in un tiro che si stampa sulla traversa, incredibile traiettoria. 60° la svolta, ci prova Valenti, deviato, arriva Chiarabini, finta e tira e trova un gol veramente pazzesco. Ancora lui, Mirko Meraviglia non sbaglia, 12 gol in 16 partite, una media da cecchino. Incredibile, il Ligorna passa in vantaggio in 10 uomini. 78° calcio d'angolo, il Sestri ci crede, stacca Di Marco e trova il gol. Doccia fredda per i padroni di casa, i corsari escono allo scoperto e ci credono, vogliono i 3 punti, è 1-1. 3 minuti dopo i rossoblù ci provano ancora, Necchi crossa Peroneto che incorna alto, incredibile errore, si resta sul pari. Il calcio è severo e le sue regole sono ferree, gol mangiato. Al 78° Barcella in area, tira, parata, arriva Pane Pinto che trova il gol che vale i 3 punti. Pane Pinto, davvero rapace d'area, sfrutta la prima occasione utile e porta i suoi in vantaggio. È 2-1. Non bisogna farsi ingannare, nulla di banale, il Ligorna dimostra ancora una volta di essere una grande squadra e di poter restare in questa categoria.